Per entrare di notte nel patronato di San Carlo, all'Arcella, rubare 200 euro dalla cassa del bar, un monopattino e qualche birra, un ladro ha scassinato in tutto 3 infissi. Più alti i danni del bottino, ma soprattutto uno schiaffo morale, ci tiene a dire il viceparroco, fatto a un ambiente utile a tutta la comunità. Perciò Tramite le immagini che abbiamo colto abbiamo creato un identikit e l'abbiamo spedito nei vari gruppi WhatsApp di giovani, dai 16 anni ai 35, e anche perché erano i giovani stessi che chiedevano se potevano fare qualcosa. Finché un giovane, finché era in macchina passando, gli è sembrato di aver riconosciuto questa persona, mi ha chiamato, l'ho raggiunto, anche a me sembrava che fosse proprio lui, abbiamo chiamato il 113, è arrivata una volante e l'hanno portato in questura per identificarlo. Ecco. una vera e propria indagine avviata anche grazie al cospicuo numero di telecamere che ci sono dentro e fuori l'oratorio. Dal video si è potuto ricavare un identikit dell'intruso, con capelli lunghi, la corporatura identificabile, giubbotto e scarpe pare piuttosto originali. Il tam tam digitale ha fatto il resto. Il sacerdote ha poi gestito il rapporto con le forze dell'ordine anche con la denuncia dell'arrestato. Una indagine parrocchiale che non ha voluto essere ovviamente una caccia all'uomo. Non abbiamo messo alla gogna a nessuno, non abbiamo pubblicato nessun tipo di immagini, abbiamo cercato semplicemente di individuare chi potesse essere stato e tutto qui, ecco.